tutte le persone che a Napoli fanno commercio, impresa, non è che hai schifo a chi che fa commercio, schifo a te che stai guadagnando i soldi, no, beneficio per 100 anni, però lo si devono fare con una metodica e non con l'improvvisazione, e soprattutto non dare la cattiva informazione, che è quella che stanno dando oggi sui social. Fate, guadagnate, ma fatelo nel giusto modo, per la città che ha reale potenziale e non Napoli trash. Siamo persone educate, siamo persone per bene, abbiamo una storicità dietro pazzesca. Voglio, ma oggi lo sapete che noi siamo una tra le prime mete turistiche d'Italia. Voglio, con il cuore, ve lo dice uno scugnizzo prima di voi, noi siamo liberi, siamo persone dove ognuno può scegliere quello che vuole, non siamo robot. Non è lo Stato che ci deve far camminare dritto, perché pure lo Stato fa tarantelle nei nostri confronti. Però mi rivolgo a tutti questi giovani, voglio, venite a me, cercate consigli, non vi menate a mezzo tarantelle, perché poi dopo è brutto. Cioè, sono vite buttate, quindi cercate di far funzionare il cervello in maniera positiva. Anche se non avete soldi, esistono tanti datori di lavoro bravi che vi possono far crescere le loro attività. Quindi nel mio piccolo sono a disposizione per tutti i ragazzi di Napoli che vogliono intraprendere questo mestiere che è l'abbigliamento.